L'arrivo dell'inverno ad Este è stato caratterizzato dal provvedimento comunale di blocco del traffico nel centro della città per i veicoli Euro 0 a benzina ed Euro 0, 1 e 2 a gasolio. Una decisione che cerca di tamponare i 35 sforamenti dei limiti della qualità dell'aria registrati nell'ultimo anno. Il blocco del traffico è stato comunque sospeso durante le festività natalizie dal 16 dicembre al 9 gennaio. Si è cercato con questa ordinanza di prendere questo provvedimento che ha la volontà, più che di contenere il problema dell'inquinamento, di lanciare un segnale, che è quello di una nuova educazione alla viabilità, di un segnale che dice che i mezzi che sono datati bisogna in qualche modo dismetterli, perché sono una fonte di un potenziale inquinamento maggiore di quelli di nuova generazione. La validità di questa ordinanza è una validità più, come dicevo prima, simbolica che non concreta, che deve, per diventare concreta, prendere dei provvedimenti molto più forti, che non possono essere su base comunale, ma che devono essere su base, a mio avviso, provinciale o regionale, per avere degli effetti concreti su questo tema. Il costo relativo ai tabelloni che abbiamo posizionato è di circa 600 euro. Poi c'è stato tutto un costo di lavoro diretto dagli uffici e indiretto nella spedizione, legato all'informazione che abbiamo voluto dare a tutti i nostri cittadini, di altri circa 150-200 euro. Proprio in questi giorni si sta testando il funzionamento della nuova rotatoria all'incrocio del supermercato Famila lungo la strada statale 10, un'opera finanziata sia per la progettazione sia per la realizzazione da sponsorizzazioni private. Questa realizzazione di fatto ha eliminato un punto semaforico che creava delle code non indifferenti nei momenti di punta, e già da queste prime giorni di prova questo tipo di servizio non c'è più. L'ultimo punto semaforico lungo la statale 10 rimane quindi quello del centro commerciale Extense. Da parte di Despar abbiamo avuto una richiesta di sponsorizzare un'infrastruttura come quella del Famila o simile, insomma una rotatoria. A breve ci presenteranno i progetti definitivi esecutivi e quindi si prevede nei primi mesi dell'anno 2012 anche la sua realizzazione. Superato il ponte della Torre si incontra poi l'incrocio del Manfredini, dove però la competenza spetta alla provincia. Esiste un progetto da parte della provincia per realizzare anche lì una rotatoria. Negli anni precedenti con l'assessore Riolfatto erano stati fatti grandi passi avanti per la realizzazione di questa infrastruttura, che invece nell'ultimo anno sta trovando delle difficoltà nella sua continuazione. Attenzione particolare merita infine la mobilità debole, i pedoni ed i ciclisti, per i quali si stanno studiando percorsi per collegare in sicurezza il centro di Este con le zone periferiche ed Ospedaletto Euganeo. Stiamo studiando una serie di percorsi che invece hanno l'ambizione di portare in sicurezza la zona di Meggiaro, zona Peppe, con il centro cittadino. Diciamo che sono percorsi ciclabili disegnati a terra, e è un'attuazione che tiene conto anche di un secondo principio, quello di creare delle camere di circolazione e quindi dei sensi unici, in modo tale da riordinare in modo significativo intanto il parcheggio selvaggio che attualmente vediamo nelle nostre città, e nello stesso tempo avviare una serie di percorsi che siano in sicurezza per i ciclisti e i pedoni.